Buongiorno da Sicilia 24, le principali notizie. Noto, rissa tra giovani e spari tra la gente in pieno centro, 2 giovani arrestati e un minorenne denunciato, sequestrata una pistola, il sindaco Figura e i 3 avevano causato una rissa anche a Marzamemi. A Catania, giovane perde la vita gettandosi in mare per recuperare un pallone, la tragedia davanti piazza Battiato, il corpo di 19enne è recuperato da una motovedetta e la Guardia Costiera, un minuto di silenzio apre il lungomare fest. Palermo blitz contro il gioco d'azzardo, smantellata una bisca clandestina, 13 denunciati e 15.000 euro sequestrati. La Procura ha presentato istanza di liquidazione giudiziaria per l'ACR Messina, futuro sempre più nero per la società appena retrocessa in Serie D. Messo in sicurezza l'accesso a Taormina, giù il costone roccioso che metteva in pericolo case e strade. Ieri le operazioni con l'esplosione sopra via Garipoli, autostrada chiusa e riaperta dopo un'ora. Calcio, il Palermo saluta i play-off di Serie B, rosanero sconfitti 1-0 in casa della Juve Stabia. Bentrovati e buona giornata. Apriamo questo nostro telegiornale con la notizia di un incidente mortale avvenuto questa mattina a Catania intorno alle 7:30 lungo la circonvallazione all'altezza di Viale Ulisse in direzione Mister Bianco. Nello scontro tra un'auto e uno scooter ha perso la vita una ragazza di 23 anni. L'incidente, come vi dicevo, è avvenuto appena 2 ore fa e maggiori dettagli vi forniremo nelle prossime edizioni del nostro telegiornale. Adesso la cronaca ci porta a Noto, dove durante l'infiorata 3 giovani sono stati fermati per una rissa finita anche a colpi di pistola sparati davanti alla folla. Nessuna vittima questa volta, ma l'episodio ricorda quello che è accaduto qualche settimana fa a Monreale. Sentiamo Simona Mazzone. È stato come rivivere l'incubo di Monreale. Gli spari a Noto durante la prima serata dell'infiorata hanno riportato alla mente la tragedia di qualche settimana fa nel Palermitano. Un momento di festa in centro storico, le famiglie, la movida, la rissa e poi i colpi di pistola. Quando è intervenuta la polizia in via Cavour ha bloccato 3 giovanissimi di 23, 21 e 17 anni. I 2 maggiorenni con precedenti penali alle spalle sono accusati di rissa, violazione della sorveglianza speciale e porto di arma da fuoco. Entrambi arrestati e posti ai domiciliari. Il minore è stato invece denunciato per rissa. L'arma, una pistola, è stata sequestrata. Una persona ha riportato una ferita alla testa causata da un corpo contundente ed è stata portata in ospedale. Intanto è al vaglio degli inquirenti la circostanza, se la pistola abbia davvero sparato e quanti colpi. Le indagini sono in corso per stabilire le cause che hanno portato alla rissa scaturita davanti ai locali del centro cittadino, di fronte a centinaia di persone. Nonostante non ci siano vittime, l'episodio accende nuovamente riflettori sulla violenza tra i ragazzi siciliani dopo la strage di Monreale, ma soprattutto pone degli interrogativi sulla facilità e la disinvoltura con cui i giovani, persino minorenni, escano da casa con un'arma da fuoco in tasca, pronti a sparare sulla folla, incuranti delle conseguenze. Un'altra notte di paura, una tragedia sfiorata. E adesso, mentre si cerca di risalire alle cause dell'episodio, si indaga anche per individuare altri eventuali giovani coinvolti. Su questo grave episodio abbiamo sentito il sindaco di Noto, ha raccolto per noi l'intervista a Francesco Aloi. I 3 protagonisti della rissa di Noto non sarebbero nuovi a questo genere di episodi. A confermarcelo è il sindaco. La scorsa settimana avevano determinato una rissa in un'altra città. La scorsa settimana, quindi, i 3 avrebbero fatto lo stesso nella vicina Marzamemi. Quello di sabato sera, perciò, potrebbe essere il secondo round. Violenze che, come dice il primo cittadino, con Noto non hanno nulla a che fare. Non ha nulla a che vedere con la movida o con le manifestazioni legate all'infiorata, ma si è trattato di un caso isolato determinato da 2 gruppi di giovani provenienti da 2 città limitrofe. In queste ore Noto pullula di turisti, tantissima gente in giro per visitare l'infiorata, ma anche tantissimi agenti. Ed è stato il loro intervento ad evitare il peggio. Sono immediatamente intervenute le forze dell'ordine che hanno immediatamente arrestato i ragazzi coinvolti.
cade in mare per recuperare un pallone e muore annegato. La tragedia è avvenuta a Catania nel tratto antistante piazza Battiato. Sentiamo Tonino De Mano. È caduto in mare per recuperare un pallone e non è più riemerso. Un ragazzo di 19 anni, Simone Currò, è morto annegato nel tratto di mare antistante piazza Battiato, ex piazza Nettuno. Il corpo senza vita del ragazzo è stato recuperato da una motovedetta della Guardia Costiera intervenuta in seguito ad una segnalazione arrivata al 112. La salma è stata trasportata fino al porticciolo di Ognina, dove ad attenderla c'era personale del 118. Il corpo è stato trasferito all'obitorio dell'ospedale Cannizzaro a disposizione della Procura di Catania. La notizia della tragedia ha preso alla sprovvista anche gli organizzatori di alcune manifestazioni inserite nel programma del Lungomare Fest, programma quantomeno quello del mattino che non ha subito variazioni ma che comunque è stato aperto con un minuto di raccoglimento. Sicuramente è qualcosa che ci ha sconvolto. Questa è una manifestazione di solidarietà, abbiamo iniziato con un minuto di silenzio, d'altronde un'organizzazione così complessa con ragazzi disabili che erano pronti a poter mettere in campo le loro competenze faticosamente conquistate, non siamo riusciti e non potevamo annullare il tutto. Fatalità o negligenza, i nostri intervistati sembrano avere le idee chiare. Ma la negligenza fino a un certo punto penso, perché può succedere sempre una fesseria all'improvviso. Per me era evitabile. È una tragedia immane, non è possibile, non si può commentare una cosa del genere, è assurdo. 20 anni già è un'età che si dovrebbe ragionare, ma si è giovani. Quando si è giovani purtroppo succedono queste cose. Sulla morte di Simone sta indagando la polizia che ha già sentito alcuni testimoni. La Guardia di Finanza di Palermo ha scoperto una bisca clandestina dove si praticava il gioco d'azzardo, sia con carte da poker sia con le tessere del gioco cinese Mahjong. L'indagine è scattata dopo aver notato un'anomala presenza nelle ore serali e notturne, soprattutto il sabato e la domenica, di persone di nazionalità cinese in un negozio di articoli per la casa gestito da connazionali. Sorprese 13 persone intente a partecipare al gioco attorno a 2 tavoli con tappeti verdi sopra i quali, oltre a mazzette di soldi, dadi e fish, c'era una grande cassetta di legno che veniva utilizzata come cassa con dentro altre banconote per un totale di circa 15.000 euro. È emerso che c'erano persone provenienti da altre province siciliane a conferma della rilevanza della bisca clandestina per la comunità cinese anche fuori Palermo. E 4 persone sono state arrestate a Cerda, in provincia di Palermo, con l'accusa di spaccio di droga. Nel gruppo anche 2 conviventi che tra ottobre 2023 e dicembre 2024 avrebbero venduto cocaina e hashish proprio all'interno della loro abitazione. A Messina la Procura ha presentato un'istanza di liquidazione giudiziale per l'ACR Messina, la società appena retrocessa in Serie D. Sentiamo Francesco Triolo. Dopo la retrocessione in Serie D il futuro si fa nero per il Messina anche dal punto di vista societario, in attesa di nuovi sviluppi sul troncone principale dell'inchiesta aperta nelle scorse settimane. La Procura di Messina, attraverso il procuratore aggiunto Vito Di Giorgio e il sostituto Fabrizio Monaco, ha presentato istanza di liquidazione giudiziale, una decisione arrivata dopo l'analisi della documentazione acquisita e le prime testimonianze raccolte. Secondo quanto accertato, la società non ha la capacità economica per proseguire l'attività a causa dello stato di insolvenza che si è determinato col passaggio di quote da Pietro Sciotto alla AAD Invest, e in questo stato di cose è difficile consentire l'esercizio provvisorio con il mantenimento della squadra in Serie D. Già fissata l'udienza per il 10 giugno, la società potrà in quella sede presentare le proprie tesi per respingere l'ipotesi e la decisione dovrebbe arrivare nei giorni seguenti. Il curatore sarà scelto dal collegio fallimentare. Se verrà aperta la procedura della liquidazione giudiziale, avrà il compito di quantificare il debito complessivo, tentare di soddisfare i creditori e vendere il titolo sportivo a chi fosse interessato. A Taormina ieri mattina il brillamento dei massi sul costone roccioso che mettevano a rischio case e strade. L'autostrada è stata chiusa per circa un'ora, poi è stata riaperta. L'operazione è stata coordinata dalla Prefettura di Messina e dalla Protezione Civile regionale. Francesco Triolo.
Un'esplosione spettacolare, quella dei massi che a Taormina rendevano pericolosa la via principale di accesso alla città. Tutto, questa mattina all'alba, è durato una decina di secondi, ma dietro c'è stata una organizzazione minuziosa nell'ambito dei lavori del raddoppio della linea ferroviaria e coordinata da Prefettura di Messina e Protezione Civile. I due blocchi rocciosi, circa 3.000 metri cubi, mettevano a rischio abitazioni, strade, una casa di cura. Così stamane evacuata la zona e chiuse strade e autostrade alle 7 in punto l'esplosione. Questo è il cuore delle operazioni, il centro operativo avanzato da cui sono state seguite da parte delle istituzioni tutte le fasi del brillamento del masso roccioso. Noi, come avete visto qui da questa postazione, abbiamo fatto uno zoom con le telecamere che abbiamo messo sulle varie aree e comunque tutto appunto pare regolare. Avete visto il cono di detriti che ha occupato via Garipoli, quello quindi nelle prossime settimane, nei prossimi mesi l'impresa provvederà a controllare tutta la scarpata, tutto il cono di deiezione e quindi mettere in sicurezza l'area. Attenzione quindi ai detriti che dovranno essere rimossi e al costone da mettere in sicurezza, come ha chiesto il prefetto Cosima Di Stani. La situazione deve avere un suo consolidamento. Se nel frattempo arrivano delle piogge importanti, occorre prestare grande attenzione perché altrimenti i fanghi possono naturalmente scivolare giù sulla strada. Autostrada chiusa alle 6:30 e riaperta alle 7:30, le strade in mattinata dopo la pulizia dai detriti. L'esplosione di questa mattina arriva un mese prima rispetto al cronoprogramma, così la riapertura completa della strada è più vicina. Siamo con 28 giorni di anticipo e quello che era la previsione del 14 di luglio come conclusione dei lavori e riapertura della via Garipoli verosimilmente si potrà ipotizzare tra il 13 e 15 di giugno prossimo. Adesso una breve pausa, ci vediamo tra poco. Oltre 100 campioni a quattro zampe alla favorita di Palermo, torna l'esposizione internazionale canina con Sicilia Winner 2025. Diverse le razze in concorso, anche esemplari rari di cani siciliani. Marco Gullà. Oltre 1000 cani iscritti e 120 razze in gara. A Palermo in scena Sicilia Winner 2025, un'esposizione di quattro zampe impegnati anche in prove di agility. Numerose le razze in concorso, tra le quali bassotti, cane corso, cane di San Bernardo, retrievers e spaniel, oltre ad alcune razze siciliane come il cirneco dell'Etna e lo spino degli Eblei. E poi una dimostrazione dei cani dei nuclei cinofili delle forze dell'ordine e di pubblico soccorso. Oggi faremo vedere un po' la destrezza delle unità cinofile del Corpo Nazionale. In pratica la prima fase è il controllo del cane, quindi ci opereremo su quello che è la fase di controllo che è propedeutica all'attività di soccorso, quindi faremo vedere dei marcaggi, quindi le ricerche come vengono effettuate sulla segnalazione del cane, quindi come segnala il cane quando trova un disperso, e faremo vedere anche una prova su sostanze acceleranti, quindi la ricerca e la segnalazione dell'Arson Dog. In una domenica primaverile anche l'occasione per passare delle ore insieme ai propri cani. In un clima disteso e di allegria, la sfilata dei Pelosetti ha richiamato tantissimi appassionati e amanti degli animali. Ad esibirsi anche alcuni cani delle unità cinofile della polizia penitenziaria siciliana, specializzati nella ricerca degli stupefacenti nelle carceri dell'isola. Emozionante installazione che è stata inaugurata all'Orto Botanico di Catania. 1000 colibrì colorati sono stati realizzati in 3D e si trovano sospesi tra i rami dal significato simbolico. L'opera sarà visitabile negli orari di apertura dell'Orto Botanico di Catania. Sentiamo Desire Ferlito. 1000 colibrì sospesi tra i rami dell'Orto Botanico di Catania e l'installazione inaugurata e firmata dal design catanese Bob Liuzzo, un'opera emozionante che invita a riflettere sul valore dei piccoli gesti e sull'impatto che l'impegno collettivo può generare. Amato per i suoi colori, per le acrobazie in grado di compiere e per la sua impetuosità, il colibrì simboleggia l'amore per la vita e la gioia di vivere, la tenacia e la volontà di non arrendersi mai.
L'installazione Fai la tua parte si ispira a una celebre favola africana e narra la storia di un colibrì che mentre la foresta brucia trasporta nel suo becco gocce d'acqua per spegnere l'incendio. E questo è il senso profondo del progetto. Ognuno di noi può contribuire al cambiamento anche nel suo piccolo, trasformando ogni piccola goccia in un oceano immenso. L'opera si inserisce nel progetto We Catania, nato nel 2020 come simbolo indipendente per la città, con l'obiettivo di promuovere una nuova narrazione urbana fondata su partecipazione, bellezza e responsabilità. Le note del violino della musicista Elena Melardi hanno fatto da sfondo alle tante famiglie e i turisti che hanno partecipato all'inaugurazione. L'installazione è arricchita da una componente interattiva. Grazie a un QR code integrato, i visitatori possono ascoltare la favola del colibrì e approfondire il significato dell'opera mentre esplorano il suggestivo scenario dell'orto botanico. Motori d'epoca e paesaggi mozzafiato, il Giro di Sicilia fa tappa sulla Costa del Mito tra prove di abilità, accoglienza e bellezze senza tempo. Sentiamo Davide Sardo. Il rombo dei motori si fonde con il respiro millenario della storia. È il Giro di Sicilia 2025 che ha fatto tappa sulla Costa del Mito, trasformando una giornata qualunque in un viaggio d'altri tempi, tra fascino, cultura e meraviglia. Oltre 200 equipaggi a tutto il mondo al volante di gioielli d'epoca hanno attraversato scenari mozzafiato. Da Maria di Butera a Palma di Montechiaro, dalle prove di abilità nella Valle dei Templi al bianco accecante della Scala dei Turchi. Ovunque applausi, sorrisi e orgoglio siciliano. È un'esperienza bellissima, si perpetua di anno in anno dal 1912 voluta da Vincenzo Florio e quindi si continua ancora questa tradizione con auto chiaramente diverse, anche se alla partenza già c'era una macchina degli anni 20. Noi abbiamo una Lancia Appia terza serie del 1960, l'unica Appia presente al Giro. Tappa anche a Siculiana, prima del gran finale tra i templi dorici del Parco Archeologico di Salimunte. Gli equipaggi, stiamo parlando di 200 equipaggi, quindi 400 persone, sono tutte persone provenienti in grandissima parte dall'estero, anche dall'estremo oriente, dagli Stati Uniti eccetera, e sono tutte persone diciamo di un tipo di turismo altolocato che noi speriamo di attrarre sempre di più nel nostro territorio. Una sfilata d'eccellenza che ha messo in moto l'anima della Sicilia, quella capace di unire passione per i motori, bellezza senza tempo e turismo esperienziale. Adesso una breve pausa e poi parleremo di sport. A tra poco. Ed eccoci al calcio, il Palermo è già fuori dai play-off, i rosanero sono stati eliminati dalla Juve Stabia, al Menti è finito 1-0, è stata una stagione flop per i siciliani. Marco Gulla. Prestazione penosa, non ci sono altri aggettivi per descrivere la performance del Palermo ieri al Menti contro la Juve Stabia. Rosanero che perdono 1-0 e dicono addio ai playoff. Nemmeno ci hanno provato, perché la Juve Stabia, pur avendo 2 risultati su 3 a disposizione, non ha rinunciato a giocare a calcio e ha nettamente meritato il passaggio del turno. Il Palermo un fantasma, la squadra rosanero ha praticamente confermato l'identità dopo un anno scellerato, fatto di errori, soprattutto societari. La conferma ad oltranza di Dionisi è stato quasi un gesto autolesionista. In Italia probabilmente il City Group deve cambiare i parametri su come fare calcio, perché nonostante soldi spesi il fallimento è stato il paradigma di queste ultime 3 stagioni. Ieri un match approcciato male, finito peggio, la Juve Stabia ha dato sempre l'impressione di avere qualcosa in più rispetto ai siciliani. Nel primo tempo solo per fortuna o altro il Palermo non ha chiuso in svantaggio, prima Floriani Mussolini colpisce il palo, poi al 35esimo miracolo di Audero su colpo di testa di Piscopo, sulla ribattuta Candellone spara in curva a porta praticamente vuota. Il Palermo ci prova solamente con Poyampalo nel finale. Nella ripresa ti aspetti l'arrembaggio dei rosanero, ma non è così. L'unico sussulto lo fornisce Brunori con questo calcio di punizione, miracolo di Thiam. Al 67esimo Adorante scappa via Bania e trafigge Audero 1-0 e siciliani che escono di scena. Finisce così una stagione fallimentare, nonostante la dirigenza rosanero continui a sostenere che è stato un anno positivo. Siamo molto dispiaciuti, sono arrabbiato. Come stesso in primis, perché non è questo quello che volevamo, non era l'obiettivo che volevamo raggiungere. Siamo arrivati a ottavi, un campionato che
dove non siamo stati mai protagonisti come avremmo voluto, dobbiamo dircelo, lo devo dire. Ci sono stati sicuramente degli errori da parte di tutti, dobbiamo comunque farne tesoro, accettare purtroppo il verdetto del campo perché delle volte ti dà e delle volte ti toglie. Per il basket in Serie A esordio vincente di Trapani nei play-off scudetto, superata Reggio Emilia per 80-75. Franco Cammarasana. Impatto vincente della Trapani Shark nei play-off scudetto. È finita 80-75, una partita equilibrata, impattata male da Trapani nel primo quarto, chiuso sul 23-15 per gli ospiti. Riposo lungo sul 40-39 con Trapani, che però soffre maledettamente la difesa avversaria. Si va avanti poi punto a punto con Robinson che tiene a galla i suoi con alcuni canestri da 3. A 55 secondi dal termine il punteggio è in perfetta parità, 75-75. Galloway però mette la bomba da 3, mentre Notei dalla lunetta fissa il punteggio sull'80-75 finale. Domani sera si giocherà gara 2, sempre a Trapani, con la squadra siciliana si spera più lucida e senza cali di concentrazione. È partita chiave per questa serie. Io ne approfitto adesso a chiamare tutto popolo veramente per sostenere questi ragazzi, perché abbiamo speso tante energie, non solo fisiche, mentali. Adesso tutti fanno programmi loro per recuperare meglio il possibile, ma onestamente come tante volte quest'anno il nostro pubblico è stato il nostro sesto giocatore. Ci fermiamo qui, è tutto per questa edizione di Sicilia 24, grazie per averci seguito. Vi ricordo la notizia di apertura: c'è stato un incidente mortale questa mattina a Catania lungo la circonvallazione in Viale Ulisse, a perdere la vita una ragazza di 23 anni. Maggiori informazioni e dettagli nelle prossime edizioni di Sicilia 24 che andrà in onda alle 14. Grazie per l'attenzione, a tutti una buona giornata.